dai segni delle parole al segno della vita. La catechesi oggi quali conversioni deve affrontare? Ma io lo dico sempre con questa espressione che la vita cristiana, se non è anzitutto vita, non è nemmeno cristiana, e quindi non è capace nemmeno, come dire, di rendere eloquenti anche i contenuti attorno a cui è costruita e che la catechesi cerca di esprimere. Quindi la fecondità del lavoro catechistico cresce nella misura in cui una comunità è veramente capace di dare forma a dei legami veramente cristiani, cioè anzitutto mostrare il cristianesimo come forma della vita, attraverso la fatica di uomini e donne che liberamente e per amore danno alla loro vita e non al loro tempo libero la forma del Vangelo. Di fronte alla fatica dei catechisti a declinare la narrazione di Gesù nel contesto culturale contemporaneo, quale fascino l'intera comunità cristiana è chiamata ad esercitare? Beh, io penso quella di essere come Gesù, cioè il cristianesimo è questo nella sua testimonianza radicale, cioè il fatto che l'unico modo attraverso cui anche l'uomo di oggi può ancora vedere Gesù è attraverso il segno della sua comunità, e quindi che la comunità cristiana sia, come dire, riflesso visibile, eloquente, vero, autentico di quelli che sono i sentimenti, lo stile, le forme, il modo di vivere che è stato di Gesù. Solo questo deve fare. Il rapporto tra il catechista e lo studio, da riscoprire? Beh, assolutamente. Studio o approfondimento o comunque la capacità di narrare in modo nuovo e più comprensibile alla ragionevolezza dell'uomo di oggi, come dire, il tesoro del deposito cristiano. Però qui ci vuole veramente non la ripetitività delle formule che si trascinano per inerzia, ma veramente anche la generosità appunto dello studio che si applica ad approfondire il nuovo modo con cui si può leggere la scrittura e intendere i temi cristiani.